Ho ritirato le mie dimissioni con la condizione di andare a chiedere un voto di fiducia al Consiglio Comunale. 18 giorni dopo quel post sui social che aveva provocato un terremoto a Castelfranco e in Lega, Stefano Marcona annuncia il ritiro delle dimissioni protocollate il sabato del congresso regionale. Le segreterie provinciali hanno lavorato per ricomporre la crisi, ma è nel confronto di ogni singolo membro della maggioranza con i cittadini che Marcona intende trovare la strada per proseguire. Il sottoscritto si rimette in gioco. Con questa condizione però voglio che sia espressa un voto di fiducia in Consiglio Comunale dove ognuno dei consiglieri si assuma la propria responsabilità. Ciascuno si dovrà prendere pubblicamente l'impegno di sostenerlo, mettendolo nero su bianco, votando, entro fine mese, il documento di fiducia al sindaco e se sgarrerà ne risponderà direttamente ai cittadini. Perché da famiglia, piaccia o meno, la maggioranza dice si è trasformata in una democrazia e in democrazia valgono i numeri, anche se si tratta di un solo voto di vantaggio. Quanto ai fuoriusciti da Lega e lista Marcon è netto. Il gruppo misto non è una forza di maggioranza. Poi faranno quello che reputano più opportuno. Loro non sono più, loro fisicamente si siederanno in staccati dalla maggioranza. Marcon riconosce la spalla offerta dal gruppo Punto d'incontro e la buona volontà di Fratelli d'Italia, per il resto va all'attacco. Altre forze di opposizione non hanno ragionato sotto il punto di vista politico, ma forse abbiano ragionato come ragiona il condor quando gira in cerchio attorno alla preda ferita nella speranza di poterla definitivamente azzannare. Ammette che il post del 24 giugno era parzialmente uno sfogo, invoca in Lega il ritorno a una disciplina di partito senza posizioni personali o fughe in avanti. Quanto all'ipotesi di un reimpasto di giunta a Castelfranco conclude. Quando avrò la fiducia farò delle valutazioni rispetto anche ad un cambio di passo da parte della Giunta. È emerso anche nel corso delle nostre riunioni in questi giorni che bisogna in qualche modo cambiare passo. Però non anticipo nulla, non voglio che emergano degli agnelli sacrificali piuttosto che dei capri espiatori magari per questo percorso.